Buonasera e benvenuti al vostro canale di notizie dedicato al calcio napoletano. Oggi, purtroppo, il nostro cuore è appesantito da una notizia dolorosa. Un'icona, il mitico capitano del Napoli, Antonio Giuliano, noto affettuosamente come Eto Tonno, ci ha lasciato. A 80 anni. Il dolore della sua perdita si mescola alla gratitudine per i trionfi che questa straordinaria figura ha regalato alla nostra amata città. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel calcio e nei cuori dei tifosi napoletani. Antonio Giuliano è nato il 26 dicembre 1942, in tempo di guerra. Registrato il 1 gennaio 1943 dai suoi genitori nel capoluogo campano. Ha iniziato a giocare a pallone nelle strade di San Giovanni a Teduccio, passando poi alla Fiamma Sangiovannese prima di approdare al vivaio del Napoli. Il suo esordio in Serie A risale al 1963. Proprio quando gli azzurri retrocedono in Serie B. Un centrocampista elegante, regista dalla grande visione di gioco, ha vissuto tutta la sua carriera con la maglia della squadra della sua città. Capitano del Napoli per lungo tempo, Giuliano ha disputato 394 partite di campionato e segnato 26 gol. Ha anche giocato 18 partite in nazionale, vincendo il titolo europeo nel 1968. La sua carriera da calciatore è stata coronata da successi, tra cui la Coppa Italia nel 1962 e nel 1976, la Coppa delle Alpi nel 1966 e la Coppa di Lega Italo-Inglese nel 1976, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Giuliano è tornato al Napoli come direttore generale, diventando protagonista di trasferimenti importanti come Ruud Krol nel 1980 e, soprattutto, di Diego Maradona nel 1984. Il suo ruolo di guida ha superato le perplessità finanziarie, dimostrando la sua dedizione al club. Nonostante un rapporto burrascoso con il presidente Corrado Ferlaino, Giuliano è rimasto legato al Napoli per oltre 60 anni. La notizia della scomparsa di Antonio Giuliano rappresenta una pagina triste nella storia del calcio napoletano. Tuttavia, il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori dei tifosi, tra i pochi idoli napoletani nella storia, circondato da campioni che hanno segnato epoche diverse. Il suo contributo al Napoli, sia come giocatore che come dirigente, rimarrà un patrimonio prezioso che ispirerà le generazioni future. Addio, capitano, e grazie per tutto quello che hai dato alla nostra amata squadra e alla nostra città. Forza Napoli sempre e tutto per lei.